È in fondo grande come una piccola provinciale, ma questa è la Valsugana quando passa in mezzo ai paesi. Stiamo parlando di una strada che nei pochi momenti ha avvallamenti incredibili in mezzo alla strada e che sono molto pericolosi nella loro quotidianità, sia per automobilisti, per i motociclisti, ma naturalmente per i numerosi mezzi pesanti. Qui verranno fatti interventi, ma il problema è sempre quello: saranno interventi risolutivi, perché come vedete il traffico pesante è continuo ed è un traffico pesante commerciale di grande intensità. Qua adesso vediamo come è messa, ecco qua cominciamo, vedi? Guardi in che condizione è. Se si può andare su una strada così tutti i giorni, una pezza dopo l'altra, vengono qua, tappano la buca, ma dopo 2 giorni la buca è fuori di nuovo, e per fortuna che adesso ha nevicato poco e piovuto ancora meno. Centro di Carpanè, dove c'è il semaforo, c'è la famosa strettoia che da anni, da 50 anni dovrebbero eliminarla, ma è ancora qui. Comunque portiamo pazienza e ormai non sappiamo più cosa fare. Questo qua, dove ci sono le strisce pedonali qua, è un rappezzamento che hanno fatto circa 2 anni fa. No, dopo 2 mesi ha cominciato a venire fuori le buche di nuovo e adesso siamo qua in queste condizioni. Ecco qua, qui addirittura la seconda trave che passa sulla Valsugana. In 5 minuti, 2 minuti ce ne sono passate 2. E qui è sempre così, è tutti i giorni, non è qui. 15-20 giorni fa è morta la donna lì rumena sotto il camion. Come vedete non è esattamente una passeggiata di salute e non è facile gestire i bisonti della strada. La gente chiede molto spesso aiuto, e lo fa in che modo? Praticamente impostando le moderne lettere per poter appunto avere delle risposte ai politici, ma molto spesso le lettere non possono essere impostate perché c'è una specie di muro di comunicazione tra cittadino e politico.